in queste settimane vengono organizzati dopo la grande gazebata della scorsa settimana. Ce ne sarà una nelle prossime settimane, una nuova grande gazebata che appunto vedrà impegnati tutti i militanti, però anche in queste giornate ci sono i gazebo in giro in alcuni paesi, comuni e città. Ricordo a tutti voi che potete andare a firmare anche nel vostro comune di residenza. Nel caso in cui ci fossero problemi, dal lunedì al venerdì potete chiamare chiaramente il numero 02 66 234 234. Io lascio la parola a voi però, perché questo è un filo diretto, lo ricordo, allo 02 6620 35 29. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Santoni da Lissone. Benvenuto. Volevo far notare che a Lissone, governata dai compagni, e da Monza, governata dai compagni, il comune non ci sono i moduli, nessuno sa niente. Grazie, ottima segnalazione, la ringrazio, la gireremo all'ufficio che si sta occupando di questa, l'ufficio leghista che si sta occupando di questa realtà, che è una realtà che effettivamente esiste, ma che noi cerchiamo chiaramente di superare attraverso l'intervento dei nostri esponenti. Quindi per questo tipo di problemi in generale chiamatelo 02 66 234 234 dal lunedì al venerdì. Pronto? Ciao, sono Mario da Madone, Bergamo. Ciao Mario. Ma ascolta una cosa, ma non è possibile che non c'è nessuno, come si chiama, avvocato così, leghista? Possibile che sono dentro ancora in galera i Veneti lì con tutte le schifezze che ci sono in giro? Grazie. Chiedo che il permessi, che mi qualcuno che ci possa dire fate così, agiamo, firmiamo tutti contro il governo, quello che sia, parti in causa. Adesso io non so, pratico qualcosa. Grazie, è chiaro che ci sono gli avvocati che stanno lavorando per loro, però sapete i tempi della giustizia, quando la giustizia vuole essere lunga, peraltro diciamoci la verità, sono stati arrestati pochi giorni fa, ci sta pure il tempo, l'assurdo è che siano stati arrestati. Pronto? Sì, pronto, Anna di Treviso, buongiorno. Benvenuta. Senta, io volevo sapere una cosa, è possibile querelare il signor Crozza? Perché veramente ieri sera ha fatto una cosa pazzesca. Io sinceramente vorrei che fossimo in tanti leghisti che facciamo un'unica querela, perché veramente a prendersela in quel modo di far diventare dei mostri i nostri rappresentanti è una cosa veramente vomitevole. Grazie. La cosa migliore da fare, certo la querela è un tema sul quale poi la Lega, la segreteria federale valuterà, perché io francamente non l'ho visto, e quindi appunto la cosa migliore da fare è che quando non ci piace qualcosa cambiamo canale, oppure proprio ce ne freghiamo e non lo guardiamo. Saprete che oramai, conoscendoci in tutte le mattine della settimana, io da tempo non vedo mai le trasmissioni di Rai 3, Fabio Fazio, Littizzetto, eccetera, eccetera, perché tanto i giornali il giorno dopo le commentano talmente tanto che non c'è necessità di dare audience a questi personaggi che fanno coi nostri soldi pura politica. Pronto? Devi abbassare la radio, perché è una delle pochissime regolette che Radio Padania cerca di chiedervi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Ascolti, io sto cercando di chiamare il numero, ho chiesto adesso anche a Giulio, il numero per andare a prenotare il pullman per Verona, ma il numero che mi è stato dato non mi risponde nessuno. Posso dire qual è il numero? Sarà la segreteria provinciale di Milano. 66 io faccio, il 211 279, ma non risponde nessuno. Il pullman è già pieno, perché purtroppo a Milano sembra incredibile, ma i pullman erano già tutti prenotati e logicamente la velocità con la quale la segreteria provinciale ha dovuto organizzare il tutto ha permesso di trovare un solo pullman, e questo pullman è già strapieno. Quindi, ce n'è uno solo allora. Quindi, cara signora, ci sono tanti militanti che vanno con il treno. Pronto? Morelli, Rinaldo da Como. Benvenuto Rinaldo. Sezione di Como, vorrei solo fare una comunicazione di servizio ai gazebo, perché non ci sono sulla Padania di oggi. I gazebo a Como oggi sono in Largo Miglio e in Piazza Boldoni dalle 9 alle 19 per raccogliere le firme ai referendum, immagino. Sì, esatto, e domani solo di mattina Piazza Duomo dalle 9 alle 12:30, perché poi andiamo tutti a Verona. Infatti
Grazie Rinaldo, ci vedremo domani a Verona perché... Molto volentieri Morello, molto volentieri. Grazie, l'appuntamento è un appuntamento fondamentale, importantissimo in questa occasione perché non è solo un tema leghista, non leghista, indipendentista, non indipendentista, chi se ne frega, perché in questo momento c'è la vita di 24 persone carcerate. E oltre alle battute che anche noi abbiamo fatto, perché a un certo punto diventava quasi anacronistico pensare a 2 anni di intercettazioni per trovare una ruspa, e quindi ci fa un po' ridere la questione. Io mi immagino i carabinieri dei ROS, uno si immagina che siano, sapete, delle forze speciali assolutamente di altissimo livello, però in questa occasione mi sono immaginato il maresciallo, sapete l'immagine del maresciallo coi baffoni un po' panzuto, che per 2 anni ha seguito tutta questa vicenda per scoprire di una ruspa. Bene, dicevo, oltre alle battute ci sono 24 persone, tra cui anziani veri, che sono in carcere, signore, persone che dalla mattina alla sera si sono ritrovate in una situazione pazzesca. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sono Giovanni lì di provincia di Bergamo. Benvenuto. Ecco, io ho sentito prima l'intervento prima del nostro amico leghista, eccetera, dicendo che c'è nessun avvocato. Io sarei fatto una battuta così provocatoria, ma non è una battuta provocatoria. Devo andare a prendere i gruppi di Leon Cavallini, no, Global, Girotondini, che con quelli, siccome sono amici e fratelli, parenti, cugini e dei parecchi giudici, escono subito. E questo è il discorso, dobbiamo andare a prendere quella gente lì. Andiamo a prendere i loro avvocati, grazie. Effettivamente, peraltro, i loro avvocati sono sicuramente più avvezzi a queste cose, perché francamente, appunto, pensare che ci sono delle persone, io leggo i nomi, alcuni li conosco, Roberto Bernardelli, che è sicuramente una persona focosa, molto focosa, che a volte a parole può essere anche dall'altra parte vista come una persona persino fastidiosa, però sono parole sicuramente focose, fastidiose, eccentriche a volte. Però pensare che Roberto Bernardelli, come altri, in questo momento è in galera, e Roberto Bernardelli non è in galera perché ha fatto qualcosa per la quale ha causato nulla di che, ha contribuito all'associazione, a questo gruppo, con dei soldi, cioè con 3.000 euro. 026620 3529, pronto? Sì, pronto, buongiorno, Giovanni da Mestre. Benvenuto. Allora, io ho tenerezza per questi che hanno arrestato. I primi, quelli di Piazza San Marco, sono già fatti i suoi anni di galera. Adesso anche quest'altri prenderanno almeno 7, 8, 10 anni di galera ciascuno, senza alcun ombra di dubbio. Io la ragione per cui si dice libertà, si dice secessione, perché invece di dire questo per cercare di prendere voti non vi mettete in testa al popolo veneto o lombardo o padano e si va a Roma a scardinare le persone che sono annidate là? È sbagliato incitare il popolo perché poi qualcuno ci crede e va in galera, e invece di metterci alla testa e andare a quindi fare quello lei domani che sarà con noi. ha fatto. Lei quindi sarà con noi a Verona domani? Ma io a Verona non so se ci sono, perché sono da Mestre, ho altre cose da fare più importanti forse di andare a perdere tempo a Verona. Grazie mille, complimenti. Peraltro un mestrino, non so, l'accento non mi pareva proprio della Serenissima, però un mestrino che non ha chiara qual è la situazione, evidentemente fa parte di di quel grave problema dei tanti padani o abitanti in Padania, residenti in Padania, che forse non si rendono conto della realtà delle cose, non si rendono conto che non è la Lega con l'indipendentismo, con le parole, magari a volte anche forti, rispetto all'autonomia, all'autodeterminazione, eccetera, eccetera, ma è lo Stato ladro che costringe tanti e tante persone a rivoltarsi democraticamente, e a volte purtroppo costringe le persone a delle situazioni nelle quali non si vedono alcuna via d'uscita, alcun futuro, e si sentono costrette addirittura a suicidarsi. Beh, è anche vostra responsabilità, di voi che parlate così.
0266, perché è inutile girare con le parole, bisogna parlare chiaramente, oramai ritengo, e la responsabilità di quelle morti è anche vostra. Io ne sono assolutamente convinto. 026620 3529, pronto? Ciao, sono Laura di Rovagnate. Ciao, Sicuramente Laura. Tutte le morti che ci sono state è colpa di questo governo, di questo modo di governare e di tutti quelli che hanno votato queste persone. Assolutamente che se lo tengano sulla coscienza questa moria di persone. Volevo telefonare per questo. Oggi pomeriggio dalle 2 alle 6 a Rovagnate c'è il nostro gazebo. Fai bene a dircelo. Ok, va bene, ciao. Dove a Rovagnate? Ah, beh, è piccolissima, dove c'è la Deutsche Bank, è un angolino privato. Brava, conquistate la Deutsche Bank, togliete la piazza, grazie, togliete la piazza alla Deutsche Bank dando un segnale, la bandiera, le nostre bandiere lì davanti, perché? Perché a Rovagnate ci sarà il banchetto di Laura e degli altri militanti sostenitori per quanto riguarda, immagino anche qua la raccolta firme per i 5 referendum. Dall'altra parte ci sarà Matteo Salvini e Borghi Aquilini, ci saranno loro a Monte di Buia, provincia di Udine, quindi in uno dei punti più lontani da Milano, dalle nostre regioni, proprio perché centrali, proprio perché Matteo Salvini ha deciso di toccare tutti i territori sul basta euro. Tutti i territori devono avere l'opportunità di conoscere, di sapere, e poi ognuno si fa la propria ragione. E io ho partecipato a parecchi di questi incontri e vi assicuro che in tutti c'è stata persino penuria di posti, nel senso che troppa gente voleva venire e non si erano trovate auditorium sufficientemente grandi. Stiamo parlando di auditorium da 1000 persone. 026620 3529, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Armando, sono in movimento, sto lavorando. Prego. Dunque, volevo segnalare una cosa, tanto per telefono dall'auto. Ho l'auricolare, però volevo segnalare che ho visto una ruspa sulla strada. Sì. E volevo segnalarla subito perché almeno le forze possono andare a fermare. Mi sembrava molto sospetta. Grazie Armando. Un'altra cosa. Prego. Per fortuna ho dato via tutti i tank che avevo, perché ne avevo tanti, li ho dati a un amico collezionista, tutti scala 1,43, però erano tank. Grazie. Ieri abbiamo sentito telefonicamente Dodore Meloni, anche lui protagonista di tutta questa vicenda. Fortunatamente lui non è stato arrestato, ma comunque è indagato, ed è indagato per il 270 codice penale, l'articolo appunto che purtroppo lo vede invischiato in questa turpe vicenda. Perché? Perché Dodore Meloni ha incontrato queste persone, che poi sono pesantemente inserite nella vicenda giudiziaria, e ha firmato con loro una carta che sostanzialmente sostiene l'indipendenza del Veneto. Per queste ragioni è accusato, ancora una volta, non fossero sufficienti tutte le indagini, condanne, eccetera, eccetera, che ha subito per la sua legittima battaglia democratica di libertà che sta compiendo lui nella sua isola, è stato accusato appunto di sovversione. 026620 3529, pronto? Sì, ciao Morelli, Manzoni. Ciao Manzoni. Se tu vai su Google e metti Italy Veneto terrorismo, ti vengono fuori tutti gli articoli nelle lingue più disparate scritti all'estero circa la vicenda, dove Daily Telegraph, Times, quello che vuoi, Financial Times, tutto quello che vuoi, tra cui c'è gli indipendentisti veneti svoltano verso il terrorismo, gli indipendentisti veneti tentano l'assalto con un carro armato autocostruito. Basta, chiuso, finita lì, ciao, ti saluto. Grazie della segnalazione Manzoni, perché è molto interessante. Adesso, anzi magari nella prossima settimana, visto che in questi giorni siamo impegnatissimi nei fili diretti dando la parola a voi, nella prossima settimana, nei pomeriggi della prossima settimana, vediamo anche di fare una trasmissione su questo argomento. Grazie. Pronto? Pronto, buongiorno Morelli, Mauro. Buongiorno. Vedi, il problema purtroppo è che i capelli di 150 anni sono finiti e adesso il pettine contro i nodi, per cui è anche un fattore naturale.
perché l'olio non si miscela con l'acqua, se smetti di agitare l'olio viene sopra e l'acqua sta sotto, è un fattore naturale. Hanno preso in controtempo questa cosa qua, questo governo di Netti qua non ha capito che il Veneto si è stancato, l'hanno preso sotto gamba e purtroppo questa è come nel gioco con le pedine del domino, no? Parte la prima, dopo cade tutto il giro e sarà così, non sarà di 3 mesi o 6 mesi, durerà 1 anno, durerà 2, ma è finita, ti ringrazio. Grazie, durerà 1, 2, probabilmente anche di più, perché oggi c'è la notizia sul Corriere della Sera. Ieri Draghi aveva annunciato che avrebbe sparato la sua arma, Draghi presidente della BCE, oggi annuncia, appunto è l'articolo principale del Corriere della Sera, l'arma di Draghi, 1.000 miliardi, BCE verso l'acquisto di bond per rilanciare l'economia, anticipazione della stampa tedesca sul piano della banca centrale, spread ancora giù. Cosa significa tutto questo? Significa, così, dando una prima lettura solo del titolo, poi magari lo approfondiamo anche questo nei prossimi giorni, significa che aumenta il debito e in questa fase sostanzialmente si dà la spintarella a quelli che sono nella palta fino al collo e sostanzialmente permettono ancora una volta di fare un saltino, di tirare un respiro e poi tornare nella palta, logicamente sempre più pesante perché il debito aumenta. Quindi il pericolo è che continuando con questi saltini a dare dei respiri che però non portano certo alla soluzione, all'uscita dal fango, anzi peggiorano sempre la situazione, poi veramente quando il tutto esploderà sarà una vera bomba atomica. 026620 3529, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Chiedo scusa, ma vorrei sapere in modo però sicuro dove si può andare a firmare per quel famoso referendum, perché non sono comodo andare al mio comune. Grazie, può chiamare lunedì negli orari d'ufficio allo 0266 234 234, glielo ripeto tra 2 minuti dopo l'altra telefonata, perché almeno avrà il tempo di andare a prendere carta e penna. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Dino da Bassano Grappa, in provincia di Vicenza. Benvenuto. Sì, la prima volta che chiamo. Allora, tutte le persone che stanno solidarizzando con queste persone che sono detenute sono tutte quelle che hanno perso il lavoro. Qui in Veneto le aziende sono tutte chiuse e c'è una moria continua di lavoro. E sono vicino a loro disoccupati, chi in cassa integrazione, chi in mobilità e chi non ha lavoro. L'altro giorno su Rete Veneto, il programma Focus, che Rete Veneto è la principale TV del Veneto, tutti gli SMS sono a favore di questa gente. Io penso che la gente che sta male li difende e chi sta bene non le frega assolutamente niente. Grazie e buongiorno. Grazie, io la ringrazio perché ancora una volta c'è una testimonianza dal territorio, da lì, da coloro i quali vivono una situazione che è quella dell'opulenza del lavoro, non dell'opulenza solo dei soldi, poi chiaramente il lavoro ha portato anche soldi, ma l'opulenza del lavoro che fino a pochi anni fa c'era in Veneto, e cioè la difficoltà quasi di trovare aziende. Allora era difficile trovare un capannone probabilmente fino a 5-6 anni fa. Oggi frequentando le varie feste della Lega, le varie manifestazioni organizzate dalla Lega, se si passa per il Veneto nelle aree industriali si trova il deserto. E dunque grazie per la sua testimonianza, è una testimonianza che io perfettamente condivido. 026620 3529, pronto? Pronto, sono Ferruccio da Gallarate. Benvenuto. Voglio dire, ma il nostro napolitano cosa era da fare? Mettono una mummia, diciamo, no, che così non c'ha fiato, perché se c'era il Corsica dal mio punto di vista cambiava un po' la musica. Poi volevo dire, no, Napoleone per buttare giù il re ha dovuto tagliargli la testa, Ceausescu hanno dovuto tagliargli la testa, Gheddafi hanno dovuto tagliare la testa e purtroppo ci si vuole liberare dei romani, dell'aristocrazia, come si chiama, bisogna tagliargli la testa. Grazie. L'unico modo, il modo migliore per tagliare la testa a chiunque è quello di esprimere con il proprio voto attraverso la X nel posto giusto, sull'Alberto da Giussano, il Sole delle Alpi, il Leone di San Marco, la volontà di dimostrare a questo Stato che noi non ci stiamo. Oggi c'è l'organizzazione della manifestazione che appunto si terrà domani in Piazza dei Signori, ore 18 a Verona, e so che tantissimi telefonano, sono arrivati molti SMS, anche il mio numero personale, chiedendo
come si potesse andare a Verona, oltre chiaramente utilizzando la propria vettura, se ci fossero altri modi organizzati dalle segreterie della Lega. Molte lo stanno organizzando appunto pullman, treni, eccetera, eccetera. Qualunque cosa è buona, perché da Varese, da Milano, da Bergamo, tantissimi pullman sono in fase di organizzazione, quindi una telefonata alle segreterie provinciali, è chiaro che è sabato, e lì, anche lì parliamo di volontari sempre, perché qualcuno forse se lo dimentica che la Lega ha un grande esercito, ma un esercito di volontari, un esercito pacifico, lo sottolineo perché sapete come hanno ascoltato per 2 anni i venetisti per poi trovare una ruspa, ascoltano tanto anche Radio Padania Libera, quindi chiedo anche a voi, come sempre, nelle pochissime regolette di Radio Padania, di mantenerlo nell'occhio radiofonicamente corretto. 026620 3529. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Sono in linea? Certo, buongiorno. Sì, sono Antonio di Treviso, ciao. Benvenuto Antonio. Io non sono leghista, non ho votato mai la Lega, però voglio fare questa telefonata solo per dare la solidarietà a questa gente in galera, penso sia stata arrestata, non riesco a capire neanche perché, non penso per nulla, insomma. Antonio, perché non sei leghista? Perché non hai votato mai votato la Lega? No, guarda, sono in macchina e senza auricolare, è lunga spiegata. Allora niente, stai attento allo stato invasore e anche alla tua sicurezza. Sì, mi state comunque simpatici, fate bene a difendere questa gente. Ciao. Grazie, spero che oltre alla simpatia, prima o poi Antonio possa vedere anche qual è la buona gestione, la buona amministrazione dei nostri amministratori. Luca Zaia per primo, Antonio di Treviso, quindi lo conosce, magari non personalmente, però lo conosce direttamente oramai da parecchio tempo, essendo stato Luca Zaia anche presidente della provincia di Treviso. Insomma, speriamo che sempre più persone si possano avvicinare, abbattendo il muro ideologico che spesso frena molti rispetto agli argomenti che la Lega tocca. La Lega in generale cerca di difendere il territorio, di difendere la nostra gente. Altro tema sul quale la Lega è stata molto impegnata in queste settimane è quello dell'immigrazione. Il riferimento va anche qua, abbattendo la barriera ideologica, ma semplicemente pensando alla difesa della nostra gente e del nostro territorio, al fatto che tutti i partiti, tranne la Lega, hanno deciso di cancellare il reato di immigrazione clandestina, e questo sì è stata una scelta ideologica. Il giorno successivo il ministro dell'interno Angelino Alfano, che col suo partito ha votato proprio per abolire questo reato che lui stesso aveva voluto quando era ministro del governo Berlusconi assieme a Roberto Maroni, questo ministro oggi dichiara che ci sono fino a 600.000 clandestini pronti a partire dalle coste del Nord Africa. E quindi non so se questo sia una minaccia, un avviso, un allarme, oppure un campanello alla Marina Militare per dirgli: guardate che a breve lavorerete molto perché noi vi manderemo a prendere questi 600.000 clandestini. 026620 3529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Padania Libera, sono Bruna dalla provincia di Treviso. Benvenuto. Io ho sempre votato Lega e cercavo ancora prima un partito come la Lega e resterò sempre con la Lega. E cerco anche di convincere altre persone, perché tanti non sanno. Io ascoltavo l'altro giorno su Telenuovo e c'era un conduttore che parlava male di questi veneti, di terroristi. Sì, no. Allora è intervenuta anche la sorella di Faccia e ne ha detto 4 e ha fatto bene. Dopo di questo un signore siciliano ha detto: qui è complice la Lega col no euro, perché è già tutto preparato, facciamo questo, dopo la Lega fa la moneta, l'hanno messa in questo piano. Comunque io volevo dire, quella signora che abita vicino alla signora Puppato, che è il paese a fianco, la signora Puppato deve andare in prigione, trovarla e farla uscire se è una donna che ci tengono alle quote rosa. E dopo volevo dire un'altra cosa. Ieri sera Bruna, che ha avuto un controllo dell'INAI che è dovuto pagare 681 euro, uno per il controllo e il tecnico. Bruna,
Bruna, mi scusi, forse ho capito male. C'è una delle signore arrestate che è vicina di casa della Puppato? Sì. Ah, bene, grazie. Questa signora, io la conosco così, l'ho vista in televisione su Rete Veneta perché ha anche dei problemi, e questa non avrà neanche il coraggio di tagliare un salame. Certo, grazie. Questa è una notizia, indubbiamente. Mi piacerebbe sapere se la signora Puppato, quella che nei giorni scorsi ha detto che bisognerebbe, anzi che vorrebbe, che si eliminassero fisicamente i militanti della Lega, avete capito bene, che si eliminassero fisicamente i militanti della Lega. E quindi invito a questo punto i cari signori che ci ascoltano e che fanno il loro lavoro ascoltandoci, questo l'abbiamo detto, dichiarato, lo ha detto anche il segretario federale della Lega Nord. Immagino che un'indagine intorno alla signora Puppato, che ha dichiarato che bisogna eliminare fisicamente i militanti della Lega Nord, a questo punto sia doverosa. 026620 3529. Pronto? Pronto, buona Padania, sono Sinatora, chiamo dalla sezione della Lega Nord di Torino San Salvario. Ciao Sinatora. Per comunicare a chi lo desidera che noi abbiamo un pullman che partirà domani a mezzogiorno da Piazza del Baudingo ore 12. Chi desidera prenotare, perché è giusto farlo, può chiamare il signor Mattia Robasto al 331 84 00696. Ripeto velocemente: 331 84 00696. Un secondo ancora per ricordare che abbiamo un mucchio di gazebi a Torino per la raccolta delle firme, oltre a quelle che facciamo qui in ufficio in Largo Saluzzo, e sono in Corso Sebastopoli, Corso Brunelleschi, Piazza Barcellona, Piazza Madama, Piazza Guala, Corso Unione Sovietica fino alle 13, e poi al pomeriggio dalle 15 alle 18 in Piazza della Vittoria. Scusa per il disturbo, ci sentiamo dopo, buona Padania, un bacione. Grazie Senatora. Chi chiama per dare indicazioni sul lavoro da volontario non disturba mai, questo deve essere chiaro, quindi non c'è bisogno di scusarsi né di dire, anzi fate un piacere perché date informazioni. Radio Padania serve proprio a questo. Torino, il pullman domani parte da mezzogiorno, chiamate Mattia Robasto al 331 84 00696. Pronto? Ciao Alessandro. Ciao. Ciao, sono Ennio da Bergamo. Io ho chiamato anche ieri, era un po' di tempo che non chiamavo e quindi chiamo anche oggi. Ci sarò domani a Verona, porterò amici, arriviamo con dei pulmini, con delle macchine. Però io non riesco a capire perché la Lega, quando ci sono i trappoloni dei servizi segreti e di tutto lo Stato borbonico, che ci ha predisposto un nuovo trappolone con la ruspa che va a 2 km all'ora, 1,5, con 4 invasati di provincia, c'è ancora Rocchetta, la Lega è lì ancora a difendere i Serenissimi come abbiamo fatto e abbiamo sbagliato a Modena nel 97, vi ricordate? Certo. Siamo lì a difendere 4 invasati che fossero almeno grazie alla Lega che gli ha dato una mano, ha cercato di aiutarli, no, loro proprio disdegnano la Lega, non la vogliono. E sti 4 pitocchi di provincia, noi siamo qui a difenderli, così lo Stato italiano dirà all'estero c'è l'eversione, ci sono i carri armati. Grazie, non condivido affatto, mi dispiace, perché ognuno può esprimere le proprie idee, può esprimere, magari, chiaro, non per forza io devo essere simpatico a tutti, Matteo Salvini deve essere simpatico a tutti, però le idee non si incarcerano, questo è un dato di fatto, e quello che avviene oggi a queste 24 persone, peraltro anche alcuni vicini a militanti della Lega, quindi per prima la Lega si deve sentire toccata, è un fatto che non può che non creare indignazione almeno dal nostro punto di vista, e sul quale la Lega non può stare in silenzio. 026620 3529, pronto? Buongiorno Morelli, buona Padania, libera e Veneto libero. Ma anch'io non sono d'accordo con le strutture che hai detto. Innanzitutto, giustamente le idee non si processano. E poi comunque il fine del loro scopo è quello comunque di essere indipendenti come ci aspettiamo noi, che poi sia Veneto, che sia Lombardia, qualcuno è giusto che inizi. Un'altra cosa per quell'ascoltatore che diceva che non votava Lega e era lungo da spiegare. Anch'io
anch'io fino a 7 anni fa ero iscritto all'Alleanza Nazionale, poi effettivamente ho maturato questa idea effettivamente di indipendenza, che è una cosa solamente che ho trovato nella Lega, questa voglia di territorio che dall'altra parte non l'ho mai trovato. Sono contentissimo di questa scelta, grazie, ciao, buona giornata. Grazie a te, buona giornata, e immagino che anche tu sarai con noi domani alle ore 18 in Piazza dei Signori a Verona. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Gianni da Brescia. Benvenuto Gianni. Ascolta, una buona giornata padana a tutti. Sarò domani sicuramente a Verona. No, io avevo un'idea. Hanno inquisito praticamente 50 persone per una firma su un documento. Porca miseria, firmiamolo tutti, non potranno mica mettere in galera un popolo. Anzi, ben venga, a quel punto sarebbe il momento giusto, sbaglio? Grazie. Ciao. Firmiamo tutti quel documento, effettivamente non è una cattiva idea, anzi stiamo pensando, e qua veramente la richiesta va a voi che dovete partecipare, dovete, oltre a essere presenti domani a Verona, Radio Padania da lunedì tirerà fuori dal cilindro un indirizzo mail al quale inviare le vostre parole di sostegno ai 24, perché in questa fase sono 24 persone sole in carcere, sono 24 famiglie che vivono una situazione che mai avrebbero potuto ipotizzare. Dunque, poche righe, poche parole di sostegno a queste persone. Gli esponenti della Lega, i nostri parlamentari, che chiaramente possono entrare nelle carceri a far visita a queste persone, le porteranno direttamente a loro. 026620 3529, pronto? Pronto, sono io? Sì, buongiorno. Ciao Alessandro, sono Moreno dalla provincia di Padova e buona Padania. Benvenuto Moreno. Allora, domani noi confermiamo praticamente un pullman che parte e arriveremo a Verona. E i pitocchi non si dicono a certe persone che combattono per un ideale, perché se hanno un ideale si deve sempre rispettare le idee e le opinioni, quindi i pitocchi se li dice a casa sua, non a quelli che... E comunque un'altra cosa, ci saremo in tanti sicuramente, perché abbiamo ancora fiducia, e forza Veneto, forza Padania. Ciao. Grazie, fiducia nelle idee oltre che nella Lega, perché la Lega sta proponendo questa manifestazione a sostegno delle 24 vittime dello Stato, e lo dico serenamente, mi auguro che ci siano tanti altri, anche non leghisti. L'importante è che portino le bandiere delle proprie terre. Dunque so che ci sarà la bandiera dei quattro mori, perché signori, oramai è un mito, il nostro Dottore Meloni parte dalla Sardegna e viene a manifestare con la Lega, ma con tutti quanti hanno la bandiera del loro territorio, quindi ci sarà anche la bandiera dei quattro mori sotto il grande vessillo del Leone di San Marco. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interlimpelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente... Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E rieccoci qua in diretta, stiamo parlando logicamente della manifestazione federale che domani si terrà a Verona in Piazza dei Signori alle 18. Abbiamo sentito che da Torino parte il pullman, quindi potete chiamare Mattia Robasto al 331 8400 696. Partono altri pullman da tante altre province, chiamati provinciali, che mi auguro siano alcuni aperti, altri abbiano ancora posti sui loro pullman. Pronto? Pronto? Buongiorno. Allora ciao, no? Buongiorno. Ciao. Non siamo mica così vecchi, no? Prego. Volevo dire, sto chiamando dall'Abruzzo. Ah, benvenuta, come ti chiami? Vi ascolto tutte le mattine, però è difficilissimo subentrare con una telefonata perché lo capisco. Io sono di Varese comunque. Come ti chiami? Qua. E niente, volevo sentire qualche cosa di quello che dicevate voi, ma già ho sentito di quell'idiota di una Boldrini, scusami l'idiota ma è un complimento, no, che mette sullo stesso piano i clandestini e i turisti. È una cosa veramente inaudita e non mi è piaciuto per niente, l'ha puppato quando ha detto di eliminare fisicamente tutti i leghisti. Grazie. Ma chi è quella lì? Quella è una ex consigliera del Veneto, peraltro importante esponente del Partito Democratico Veneto, candidata alle primarie del Partito Democratico, quindi insomma un esponente di primo piano del Partito Democratico. E sottolineiamolo, la signora Puppato è un esponente di primo piano del Partito Democratico Veneto. Quindi coloro i quali in Veneto ancora hanno questo vezzo di votare il Partito Democratico sappiano chi stanno votando. Sono le 12:04. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Officine Ubu presenta il film che sta emozionando il pubblico di tutta Europa. C'è una crepa in tutto. Ecco come la luce entra. Tu sei la crepa del mio mondo. Il 2 volte premio Oscar Michael Caine è Mr. Morgan, un film di Sandra Nettelbeck, dal 10 aprile al cinema. Ci aiuterà. Vuole distruggere il mondo. Da regista del Cigno Nero, Darren Aronofsky. Il premio Oscar Russell Crowe. Costruiamo un'arca per gli innocenti. E il premio Oscar Anthony Hopkins. Rammenta, egli ti ha scelto per una ragione. Noah, da giovedì 10 aprile al cinema. Chi non vorrebbe festeggiare il matrimonio con i cari amici di una volta? Se da ragazzi eravate pochi amici, perché poi vi siete persi? Qualcuno è cambiato, qualcuno è rimasto lo stesso. Oh, sto passando di 20 anni c'è la stessa faccia. Sì. Da culo! Tra lusso, equivoci e un sacco di risate. Un matrimonio da favola. La nuova commedia di Carlo Vanzina. Dal 10 aprile al cinema. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Le idee non si arrestano. Domenica 6 aprile, tutti a Verona. Ci troviamo alle 18 in Piazza dei Signori con le bandiere di tutti i popoli che da nord a sud non vogliono più essere schiavi dello Stato e di Bruxelles. Per il diritto di pensiero, per chiedere la liberazione dei 24 carcerati, perché Roma crede che l'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. noi invece vogliamo la libertà di essere pacificamente
liberi. Ci troviamo questa domenica 6 aprile alle ore 18 in Piazza dei Signori a Verona. Un vecchio detto dice: parlarne bene, parlarne male, basta parlarne di Lega. Però c'è un limite a tutto, è ora di finirla, dice Anna da Verona, che chiaramente ci saluta con un Veneto libero. Anche Anna probabilmente sarà domani alle 18 in Piazza dei Signori. Questo appuntamento è un appuntamento che non è solo un appuntamento di politica, non è solo un appuntamento di cuore, di valori, è un appuntamento importante per segnalare una cosa: noi stiamo dalla parte dei 24 carcerati, in uno Stato che libera attraverso gli svuotacarceri, libera i delinquenti, libera coloro i quali hanno compiuto reati, coloro i quali hanno compiuto delitti, e mette in carcere 24 persone, compresi arriviamo a punte di un 74enne, che francamente non hanno fatto nulla. 026620 3529, parola a voi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono in linea? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Senta, io sono Piero da Cagliari. Benvenuto Piero. Grazie altrettanto a sentirla. Sono solidari con gli eroi veneti che hanno arrestato. Poi, se è vero che Voce del Popolo è voce di Dio, spero che domani a Verona siano tanti, tantissimi, qualche milione. Ci spero tanto. Grazie mille, grazie. Grazie a lei Piero. Capisco che la lontananza da Cagliari sia troppa, però immagino che domani sì, ci sarà tanta gente. Non credo milioni, perché anche la corsa con la quale viene organizzata questa manifestazione è una vera corsa contro il tempo, e purtroppo sapendo oramai per esperienza come si organizzano queste cose, ci vuole, per fare numeri enormi, ci vuole del tempo. Però il fatto che domani partecipino tantissime persone, che tutte le segreterie provinciali della Lega Nord abbiano di fatto già riempito i loro pullman trovati così all'ultimo momento, è un indizio che domani vedremo se la prova finale sarà una buona prova, ma è un indizio che domani appunto ci saranno tante persone. Però non bisogna lasciare perdere. Domani è una di quelle giornate nelle quali sì, tutti quanti abbiamo una famiglia, tutti quanti abbiamo degli impegni, però bisogna trovare queste 3 ore da dedicare a questi 24 che sono in carcere. Lo dobbiamo fare per loro e per segnalare a questo Stato, come dicevo, che mentre lascia fuori i delinquenti veri, gli assassini, dall'altra parte incarcera i 74enni. 026620 3529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Morelli? Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta Morelli, mi deve fare un favore, prima di tutto, è da tanto che lo chiedo. Ci provo. Mi dovrebbe mettere all'inizio di ogni trasmissione, specialmente al mattino, anche quello che fa lei, tutte quelle frasi che sono state dette stamattina, sia da Monti che da Prodi. Sa che Monti parla dell'euro, come andava bene la Grecia, e poi Prodi, tutte queste frasi, al posto di altre cialtronate o di canzonette, ed altre cose che non hanno senso, metta queste frasi all'inizio e alla fine delle trasmissioni, ma continuamente. 1. 2, io una settimana fa ho telefonato a questa ora, c'era Lissoni, no? Sì. E gli ho detto, ma guarda un po' che promotrice ero io, avevo detto che volevo mandare in galera Prodi, e appunto dopo qualche giorno hanno mandato in galera i nostri cittadini, sia bresciani che veneti. Allora questo Stato tiranno, questo qua manda in prigione i cittadini e lascia liberi i clandestini. Io Prodi lo devo e lo vorrei mandare in galera, se potrò. Mi piacerebbe essere un avvocato, insomma, con le palle, ma non lo sono, in galera, perché dal 2001 Prodi mi ha rubato per 13 anni ogni mese metà pensione con l'euro. Ecco perché lo voglio mandare in prigione. Poi dovrebbe seguire Monti e la Fornero. Grazie, buongiorno. Ma le bandiere della Lega si portano? Ci chiede Gio da Bergamo. Certo Gio, è chiaro che si possono portare, si devono portare. Io però per esempio porterò la bandiera della Lega Lombarda affiancata al Leone di San Marco, la bandiera Serenissima perché la Serenissima domani mi ospita,
portando la bandiera della Lega Lombarda, porto anche logicamente la bandiera con la croce di San Giorgio, che è il simbolo, oltre che della mia Milano, della mia Lombardia. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Anna Maria da Torino. Innanzitutto volevo chiedere una cortesia. Prego, Anna Se Maria. potevate far ripetere il numero di quella sede di Torino della Lega per poter prenotare e venire lì a Verona. E poi volevo dirvi un'altra cosa. Hanno incarcerato questi veneti non perché abbiano la consapevolezza che possano in qualche modo fare delle grandi cose. La loro paura è quella che tutte le rivoluzioni sono incominciate così, la loro paura è quella, per cui vogliono bloccare sul nascere la possibilità di darsi il problema, di andare avanti in questo. Il problema in questa fase è che dal punto di vista generale, cioè anche lo Stato, i giudici, i carabinieri, tutti quanti, coloro i quali, i media, cioè come vediamo dai commenti che saltano fuori, non solo qui a Radio Padania, attenzione, perché sicuramente a Radio Padania c'è più feeling rispetto e sensibilità rispetto al fatto che ci siano queste 24 persone incarcerate per delle opinioni e delle idee. Ma se guardate sui siti, e guardiamo sui siti dei giornali locali veneti, beh, i commenti sono tutti dalla parte di queste persone. Dunque mi sembra ancora più strano quanto sia avvenuto, perché è palese ed evidente che se qualcuno avrebbe avuto da ridire dal punto di vista ironico sul fatto che chiamare carro armato una ruspa con 4 pannelli attaccati è una cosa abbastanza non solo tirata ma ironica. E su questo dunque dovremmo farci un ragionamento. Pronto? 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 Buongiorno. Per cortesia, il numero di telefono di Torino. Sì, più tardi lo ridaremo logicamente. Pronto? Grazie. Buongiorno. Sono in linea? Buongiorno. Buongiorno, Conte da Brescia. Io volevo fare un appello ai dirigenti di Radio Padania. Eccoci. Io per lavoro viaggio tutta l'Italia. Allora, settimana scorsa mi sono fatto zona Napoli, Taranto, la Calabria, sono saltato su dall'altra parte e ovunque vado faccio discussioni pro Padana, quello che vogliamo, sì. E tanto con la mano, con la voce, con la cosa diretta, come la pensano là in base a cosa dice la certo. TV. Mi dovete credere, la gente mediamente, se non è del nord qui, non credono alla televisione. Io vi supplico, potenziate la radio, è l'unica cosa che abbiamo per far arrivare queste cose che ci stiamo dicendo tra noi stamattina, perché fuori da qua, dove non arriva, la gente crede alla televisione e rimaniamo soli di conseguenza. Credo solo questo. Investite di più in questa cosa, perché è la fonte di tutto per poter divulgare la verità. Grazie. Grazie. Chiaramente non posso che concordare, non possiamo che concordare in questa redazione, dobbiamo fare anche qua tutti la nostra parte. E dunque ringrazio il nostro ascoltatore che mi dà la possibilità di ricordare che domenica prossima ci sarà un pranzo a sostegno di Radio Padania, domenica alle 13 presso un agriturismo a Telgate, Bergamo. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare il 346 21 41 927. Lo ripeto, 346 21 41 927. A questo pranzo parteciperà anche Matteo Salvini, ci sarà il professor Borghi Aquilini, perché il pranzo segue uno degli appuntamenti Basta Eurotour che si terrà appunto domenica prossima a Bergamo. Quindi ci saranno i redattori di Radio Padania, ci sarò io, ci sarà magari anche Giulio Cesare Carnelli dall'altra parte del vetro. Ripeto ancora il numero per questo pranzo sostegno di Radio Padania Libera: 346 21 41 927. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, come si chiama? Ho telefonato per sapere se oggi ci sono i gazebo per firmare i vostri referendum a Milano. Grazie.
Grazie. Sì, ci sono nel centro della città. 0266, anzi, sicuramente domani mattina, domenica mattina, in San Babila, può trovare il gazebo per firmare i 5 referendum. Pronto? Pronto? Buongiorno. Matteo Salvini. Ah, prego, da dove chiama? Il regista fa gli scherzi. Ci fa gli scherzi. Era un momento, sono appena uscito da uno dei posti che più desideravo visitare e vedere di persona negli ultimi anni, che è il laboratorio di Mauro Corona, dove scolpisce il legno e dove scrive i suoi libri. Quindi eravamo lì a chiacchierare di vino, di Lega, di montagna, di Vajont, e ne sono appena uscito. Quindi diamo il benvenuto a Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, che oggi è impegnato in un giro nell'estremo est della Padania, perché assieme al professor Borghi Aquilini, che ieri sera peraltro ha partecipato anche a una manifestazione in ricordo delle vittime della crisi qui a Milano, entrambi saranno protagonisti di questo ennesimo appuntamento, è il Basta Eurotour a Monte di Buia, questo pomeriggio 17:30, Parco dei Festeggiamenti. Quindi Matteo, le telefonate, le persone che chiamano a Radio Padania sono assolutamente sensibili al tema che è il tema della giornata di domani, cioè la manifestazione in Piazza dei Signori alle 18 a Verona. Ma guarda, libertà di pensiero e di parole. Entrando nello studio di Mauro Corona c'era una pistola col cane in alto, ha detto speriamo che non ci siano carabinieri nei dintorni. Stiamo girando in queste adesso bellissime che l'hai terre. detto a Radio Padania però, Matteo. Ma sta andando a Trento per un convegno, quindi non lo trovano. Se vanno in laboratorio non lo trovano. Abbiamo appena visitato il Vajont, dove 51 anni fa l'uomo riuscì a seppellire d'acqua e di fango quasi 2000 persone, quindi è bene che la storia venga insegnata. Adesso stiamo tornando verso Longarone con un'autocolonna aperta da una Hyundai con un enorme leone di San Marco che sventola sul tetto, quindi ci stiamo facendo notare in tutta la valle. Oggi pomeriggio speriamo che ci sia tanta gente, perché anche parlando con Mauro Corona ha tirato fuori un bicchiere con tante 50 e 100 lire vecchie e fa: io non sono un economista, però secondo me l'euro è un'inculata in termine tecnico, certo, proprio. Quindi Borghi l'ha registrato, quindi è un ragionamento economico abbastanza ficcante, preciso, che dà l'idea. Poi ve lo diamo su Radio Padania Libera perché l'abbiamo su supporto audio, però non occorre essere Mario Monti per rendersi conto che l'euro è una moneta sbagliata, quindi soprattutto quando hai a che fare con gente con i calli sulle mani, che lavora alla montagna, che fa fatica, che vive di agricoltura, che vive di turismo, che vive tagliando il legno, e quindi che l'euro sia una moneta sbagliata e che si stesse molto meglio prima è patrimonio di tutti. Perfino qua ho trovato 2 persone visitando la diga del Vajont che avevano il libricino Basta Euro in tasca, che hanno chiesto di firmare, quindi ormai è un virus, siamo come l'Ebola, però in positivo. Assolutamente in positivo, però domani le telefonate che stiamo seguendo oggi sono in particolare riguardo ai 24 carcerati. Ieri stiamo preparando e ne abbiamo parlato anche con Mauro Corona, è roba da matti, mettere in galera le idee. Qua ne parlavo anche oggi a Erto, Longarone, che qualcuno di normale possa credere che quella ruspa potesse muoversi e fare male a qualcuno sparando su poste è una cosa degna di uno stato fallito e finito. E la soddisfazione è che tanta gente, leghista e soprattutto non leghista, ci è vicino. Alcuni saranno a Verona domani, altri non ci saranno perché la domenica è il giorno dedicato alla famiglia, al lavoro, per carità di Dio, però questi 24 arresti gridano veramente vendetta e secondo me hanno risvegliato molte coscienze dormienti, perché uno Stato che mette in galera dei sessantenni, dei settantenni, delle madri di famiglia, processandone la voglia addirittura di indipendenza letta come sovversione armata, è uno Stato di rincoglioniti che risveglia le coscienze. Quindi l'unica cosa è che ovviamente mi piange il cuore, mi spiace per queste 24 persone che ormai da ore e ore sono in carcere. Temo che ci rimarranno ancora, perché altrimenti ovviamente i magistrati farebbero la figura dei fessi se li lasciassero uscire dopo 2 giorni, visto che sarebbero, secondo l'accusa, pericolosi terroristi. Io ricordo che l'articolo 270 del codice penale
che viene loro imputato comporta una pena minima di 7 anni e una pena massima di 14 anni di galera. Io ricordo che il Rom, che ha investito e ucciso un vigile urbano a Milano, ne ha 9 anni di galera, quindi queste persone rischiano più degli assassini. Rischiano più degli assassini, questo è assolutamente vero. Intanto però la reazione pare la reazione del popolo, non solo leghista, attenzione, perché ci sono tanti ascoltatori che chiamano e hanno chiamato dicendo io non sono della Lega ma su questa cosa vi seguo, e peraltro i giornali locali, i siti internet dei giornali locali che danno conto della situazione parlando appunto del carro armato eccetera eccetera, vengono subissati da commenti di tanti veneti e non solo, che praticamente li irridono. Ma infatti Alessandro, noi domani abbiamo sentito il dovere morale come Lega, quindi non passare la settimana, però sta crescendo l'idea di fare un'enorme manifestazione, una marcia di libertà, una catena umana del sorriso, senza simboli di partito ma con i simboli dei popoli, con le Leone di San Marco ovviamente, anche con la croce di San Giorgio, con i 4 mori, col drappo piemontese. Siamo qua, ecco, io sono fermo al semaforo rosso che c'è della galleria che è Sant'Antonio, che è esattamente sopra il disastro del Vajont, dove c'era un lago lungo 10 km, adesso ci sono milioni di vetri, alcune centinaia di persone mai ritrovate. E qua si sente la voce dei popoli, qua c'è il Leone di San Marco, siamo esattamente al confine tra Veneto e Friuli, siamo esattamente a metà strada e c'è voglia di libertà, non può restare la voglia di libertà, e quindi sono contento che tanta gente... E purtroppo Matteo appunto diceva è vicino a delle gallerie in un'area che probabilmente non è ben coperta dai cellulari. Appena sarà possibile lo ricontatteremo e rieccolo. Matteo? Ci sono, la linea va e viene, non voglio portare via tempo agli ascoltatori che hanno voglia più di me, che hanno sempre la possibilità di parlare. Garantisco solo da segretario che ci saremo. Nulla, quindi questa manifestazione che è stata annunciata, quindi già io l'ho registrato, non ci scappa più, una manifestazione che speriamo possa avere e vedere con un doveroso tempo organizzativo la partecipazione di veramente a questo punto milioni di persone per una catena umana pacifica col sorriso che sia e lanci peraltro anche dal punto di vista amministrativo, perché ricordiamolo, non l'abbiamo ancora detto e di questo mi dispiaccio, sono colpevole di questo oggi, del fatto che gli arresti arrivano dopo la decisione del Consiglio regionale del Veneto di Luca Zaia di portare avanti il tema del referendum, un referendum che poi lascerà la libertà ai veneti di dire quanta autonomia vogliono rispetto allo Stato centrale. Casualmente appena dopo questa vera realizzazione del Consiglio regionale del Veneto avvengono gli arresti. Dunque, prima le manifestazioni con i gazebo e le oltre 100.000 firme vere raccolte dalla Lega sul territorio, poi il plebiscito su internet con milioni di firme raccolte e poi le polemiche che hanno seguito questa manifestazione appunto via web sul numero di firme, le polemiche eccetera eccetera, ma poi il Consiglio regionale del Veneto che dice va bene, facciamo un referendum vero nel quale si contano i numeri e non è che lì ci possono essere a seguito dei dibattiti, perché i numeri sono quelli, chi è andato a votare lasciando il proprio documento, e dunque di lì non si scappa. Immediatamente la reazione dello Stato, la reazione anche di molti partiti e di molti esponenti di partito, PD per primo, PD compreso, che rispetto alla libertà persino di scegliere democraticamente attraverso un referendum si mettono di traverso. 026620 3529, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, niente, avrei voluto parlare con Matteo, però se non è più in linea. Comunque, 2 cose volevo dire. Ci ascolta attraverso la radio. Ah, bene. Se quando incrocio ancora la Serracchiani in televisione da qualche parte, della quale francamente ha un'arroganza che mi infastidisce, una sicumera, una sicurezza, bisognerebbe ricordarle che lei ha la fortuna di essere presidente di una regione autonoma
e ci dovrebbe spiegare perché i Veneti, i Lombardi, insomma tutte le altre regioni non hanno diritto ad avere gli stessi privilegi che hanno i suoi concittadini. E pregherei i fratelli friulani che hanno votato PD e hanno messo la Serracchiani di pensare che gli stessi diritti loro li abbiamo anche noi. Grazie. E poi ho un consiglio quasi da papà a Matteo: non dica più che quello che fa lo fa perché è pagato. Io sono pagato, l'ho sentito parecchie volte dire questa frase e francamente non suona bene, perché non credo che lui fa quello che fa perché è pagato. Grazie. Grazie a voi. Grazie, lo fa notare perché a differenza di tanti altri lui dice io faccio gli interessi peraltro di chi in questo momento rappresento. E purtroppo lei giustamente ci ricorda il fatto che ci sono tanti e tanti esponenti politici dei nostri territori che non fanno i nostri interessi. Questo è l'assurdo, che purtroppo i padani non sono ancora riusciti a introitare e capire perfettamente. A Torino domani c'è un pullman che parte per il Veneto, per Verona, e visto che una nostra ascoltatrice mi ha chiesto di ridare il numero di Mattia Robasto, potete chiamare appunto Mattia per avere informazioni rispetto e prenotare il posto sul pullman al 331 84 00 696. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Bianca da Treviso. Benvenuta. Guardi Bianca. che qua a Treviso, a favore di questi carcerati, ha parlato un grande giudice che adesso è in pensione, Fogliadelli, ma ha parlato anche a favore Casson, che è stato anche lui a Venezia come giudice, e tanti altri, Morosini, l'avvocato Morosini e tanti altri nomi che adesso non ricordo. Però c'è una cosa che a me proprio sta nel cuore, che queste persone che vogliono parlare a nome delle regioni o della nostra libertà, guardi, io ho sempre quella che non so quanto tempo mi resta a vivere, ma mi adopererò per le persone che portano fuori cose. Però questi signori devono tacere, perché oltre a tutto il resto hanno derubato gli italiani di 98 miliardi di lire. Grazie, la multa alle slot. Il fatto che alcuni esponenti del Partito Democratico, lei cita, la nostra ascoltatrice ha citato Casson, Felice Casson, ex magistrato di Venezia, parlamentare del PD, eccetera, eccetera, si esprimano, perché è del territorio, si esprimono a favore dei 24, francamente è oltre che ironico, è drammatico. E che qualcuno di noi creda che veramente il Partito Democratico possa sostenere la battaglia di libertà di questi 24, francamente mi lascia ancora piuttosto sgomento. È chiaro, se un esponente politico di quel territorio, vedendo come sta reagendo il territorio, dicesse una cosa avversa, francamente sarebbe anche abbastanza inviso ai nostri veneti. E quindi Casson tiene giustamente una posizione che secondo me è totalmente personale, lontana da quella del partito, tanto che lo stesso partito, attraverso la parlamentare Puppato, ex consigliere regionale del Veneto, candidata alle primarie del PD, ha dichiarato che i militanti della Lega andrebbero eliminati fisicamente, e lo sottolineo, fisicamente. Pronto? Sì, ciao Alessandro, sono Gianluca. Benvenuto. Volevo dirti questo: ieri sera ho visto una parte della trasmissione di Crozza. Sì. Partiamo dal presupposto che è quasi sempre divertente. Quello che non ho capito, questo accanimento da parte sua nei confronti della storia basta euro. Ha fatto varie scelte, facendo anche le mimiche di Maroni, di Salvini, eccetera. Non riesco a capire perché lui continua a insistere su questo discorso, forse perché il suo stipendio è lievitato, o meglio, raddoppiato dal momento in cui era pagato in euro. Grazie
Grazie Luca. Beh, effettivamente potrebbe essere una delle chiavi di lettura di tutta questa vicenda, che vede protagonista Crozza, che sì, può essere simpatico, antipatico, fa il suo lavoro, ma che in questa fase, appunto, ha ragione Luca, sta puntando molto sul tema del basta euro. Beh, a me va assolutamente bene, perché almeno se ne parla, e se ne parla sempre di più. E per questo ricordo che si può scaricare il manualetto redatto da il professor Borghi Aquilini. Siamo arrivati a 325.000 manualetti scaricati gratuitamente dal sito bastaeuro.org. Pronto? Pronto? Buongiorno. Salve, Dino di Como. Benvenuto. Grazie. Una conferma oppure un'informazione, perché ho letto e mi hanno detto che i famosi migranti fanno riferimento a degli uffici della CGIL che sono stati aperti, non so se in Tunisia, Algeria o Marocco, dove gli viene dato un bel fogliettino che loro presentano alla Marina o non so chi, quando vengono caricati sulle navi che poi li portano in Sicilia e poi vengono smistati, con su scritti quali sono i loro diritti, quello che gli devono dare, le diadie, l'alloggio, eccetera, eccetera. Ma è vera questa cosa? Grazie. Sì, è vera. Adesso non so quale sia il tema inserito in questi fogliettini. La CGIL apre uno sportello per arruolare lavoratori a Tunisi, questo è l'Intraprendente, giornale d'opinione del Nord. Ecco la sensazionale idea del sindacato rosso per favorire l'occupazione, ma degli immigrati. Chissà cosa ne penseranno i precari cassintegrati nostrani, messi in secondo piano rispetto ai colleghi africani. Questo è il titolo e il sottotitolo del appunto Intraprendente, potete trovarlo, l'articolo di Matteo Borghi, oramai di qualche tempo fa, perché appunto la notizia è di qualche mese fa. Sottolineo che anche di questo, lo dico con doglianza, tanti dei nostri ascoltatori, tanti padani, hanno in tasca ancora la tessera della CGIL e poi chiaramente non è che ci possiamo lamentare se, come dice Matteo Borghi sull'Intraprendente, ci sono cassintegrati nostrani. Se c'è la CGIL che va a fare arruolamento in Tunisia e in Africa, questo è: chi è causa del suo mal pianga se stesso. Pronto? Pronto? Buongiorno. Io sono Amelia da Melegnano, grazie alla grande Radio Padania. Ciao. Udite, scusa, io vedo Milano senza volume perché io sto molto attenta. Ambrosoli, che meno male i milanesi l'hanno scampata e ha vinto, grazie a Dio, Maroni, dice che è illusionismo fare lo statuto speciale lombardo. Quando lui ha messo, allora non è che ha mosso molto il sederino, mentre Maroni era dappertutto. Grazie a Radio Padania, viva la Lega, vivi i Veneti e forza ai 5 referendum. Grazie. Ambrosoli è, per chi non lo conoscesse, è il leader del Partito Democratico Lombardo, è colui il quale ha sfidato Roberto Maroni per la guida di Regione Lombardia, ed è un esponente che, come ci dice la nostra ascoltatrice, dichiara che è illusionismo dire parlare della necessità che la Regione Lombardia abbia una propria autonomia. Questo è. Poi, ragazzi, ognuno si fa la propria ragione rispetto a quello che gli succede intorno. Però francamente a volte c'è anche un momento di scoramento, e il momento di scoramento è dovuto dal fatto che, come sapete, più di una volta nelle nostre trasmissioni mattutine abbiamo parlato della realtà di alcuni comuni, per esempio i comuni terremotati dell'Emilia, dove l'allora governo Monti, sostenuto dal PD e quindi dagli esponenti che proprio da lì arrivano, in quei comuni il Partito Democratico nelle ultime elezioni al Senato ha stravinto, ma surclassando tutti gli altri. Peraltro la Lega lì in alcuni di questi comuni ha preso veramente un numero di voti al lumicino, percentuali al lumicino. Eppure, signori, questa è la realtà dei fatti. A Sesto San Giovanni, con il sistema Sesto nel pieno della bagarre rispetto a questo argomento, a Sesto San Giovanni, comune dell'Inter milanese, la sinistra ha stravinto. A Siena, con tutto veramente il disastro avvenuto per quanto riguarda il Monte dei Paschi, la sinistra ha stravinto. Questo è, purtroppo. 026620 3529. Pronto?
Alex, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io domani sarò a Verona. Bravissimo. Abbiamo fatto un po' di gente, andiamo a Desenzano perché c'è il pullman che ci aspetta. Bene. Quindi io spero di vederti. E poi volevo dire a tutti i padani, veneti, tutti, ma perché ce lamentiamo? Votiamo Lega che così di problemi non ce ne sono. Avete capito sì o Grazie. no? Ciao. Grazie. Sì, certo, ci vedremo domani. Magari se riesco metto anche un bel banchettino con gli adesivi di Radio Padania Libera, perché tanti me li chiedono e un po' li abbiamo presi per la zona di Verona e non solo. Oltre ad invitarvi a partecipare al pranzo a sostegno di Radio Padania, che si terrà domenica 13 a Telgate, nella Bergamasca, tra Bergamo e Brescia, un paese, un comune più o meno a metà strada. Per le prenotazioni potete chiamare il 346 2141 927. Prima della fine della trasmissione lo ridarò, sottolineando che ci saranno, oltre ai nostri redattori, anche Matteo Salvini e Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io sono Rosa della provincia di Brescia. Benvenuto. Volevo dirle, io non lo so, però una signora l'ha accennato. I Medici Senza Frontiera hanno detto che in Africa c'è un'epidemia. Certo. Ecco, allora quel signore che vuol fare entrare tutti quanti, Alfano, vuol fare entrare tutti qui in Italia, se ce ne sono dentro qualcheduno che hanno quella peste lì, cosa succede in Italia? Signora, la domanda è semplice, la risposta altrettanto. 026620 3529, pronto? Ciao, buongiorno, sono Giovanni da Imperia. Ciao Giovanni. Ciao, io chiamo per dire anch'io di queste persone che sono andate a finire in galera. Sì. E ne sono dispiaciuto perché io ho votato Lega per un bel po' di anni, ho 40 anni, quindi. Sì. L'ho vissuta da quando è partita e guarda, combinazione, vengo proprio da una settimana a Roma, così con la famiglia siamo stati giù e un po' di spiegazioni me le sono date, perché effettivamente anche quando si rappresenta un partito come era nato la Lega, eccetera, che adesso purtroppo come risultato dà anche questi qua di persone che magari dovrebbero essere gli stessi politici del partito a essersi presi delle responsabilità così. Ma quando un politico arriva a Roma, vista Roma, uno capisce, si spiega tante cose. È impossibile andare a Roma e rimanere puliti. Grazie, ma grazie. Io non credo, penso che i nostri parlamentari siano assolutamente pulitissimi e di questo ne vado altrettanto assolutamente fiero. Peraltro la Lega, Corriere della Sera, non Padania, non Radio Padania. La Lega, dai sondaggi, noi chiaramente facciamo gli scongiuri di tutti i casi e i nostri sondaggi sono quelli che domani verificheremo con la presenza di, mi auguro, migliaia di persone in Piazza dei Signori alle 18 a Verona. La Lega, assieme agli altri, in un sondaggio appunto del Corriere della Sera, viene data al 5,3%. E qui vi dico però che cosa che assolutamente ci rende contenti e felici, sperando in un aumento ulteriore entro il 26 maggio, ma il dato che più mi sconcerta è il 33,3% dato al Partito Democratico. Ma io mi chiedo, sicuramente le 80 euro avranno indotto molti a cadere nello scherzo, sì, ma come si fa? Con quello che sta succedendo, con la realtà purtroppo che sta avvenendo anche nei nostri comuni, che sono oberati, attaccati da tutti i lati, dalle famiglie che quest'anno si troveranno la Tasi imposta dai governi di centro-sinistra, possiamo dirlo così. Io non mi capacito di questo, vorrei anche una spiegazione da voi, se riuscite a darmela. 026620 3529, pronto? Ciao Morelli, sono Donatella Cremona. Ciao. Allora, ieri sera ho guardato Tele Lombardia dalle 6:30 alle 7 sì? E hanno fatto una domanda appunto ai lombardi che cosa pensano della regione praticamente autonoma. Allora, su 28 persone che hanno telefonato, 24 hanno detto sì e 4 no. Difatti c'era il ragazzino, quello moro che adesso non mi ricordo come si chiama,
ed era allibito. Alessandro diceva, Vesce forse. Ecco, cosa ha fatto? Quando appunto dicevano io voto sì, e diceva signora mi dica il perché. Allora, loro dicevano perché appunto la Sicilia, in Veneto si sta bene, no, e tutte queste cose, e lui ha continuato, ma non sapete che in Lombardia hanno rubato, e adesso in Veneto anche il presidente che c'è in Veneto, in Trentino, praticamente ha rubato anche lui. Addirittura 3 siciliani che hanno telefonato dicendo che loro vogliono autonoma la Lombardia perché sono stufi quando vanno giù a vedere determinate cose, praticamente lui quasi non li offendeva, ma è come se gli dicesse scusa ma che cosa state dicendo? Veramente sono rimasta male perché da lui, da questo ragazzino non mi ha aspettato, perché vedo che è molto tranquillo quando fa le trasmissioni, però non si è ancora reso conto il perché qui in Lombardia o al nord la gente è stufa. Grazie. Scusa, ti voglio dire un'altra cosa. Quando andate in televisione, non so se è vero, ma ho sentito già 2 o 3 volte da voi che probabilmente tolgono i soldi per le coniugi a carico. Ho sentito anche stamattina sulla lettura dei giornali che praticamente sono 70-80 euro al mese. Quando siete con quelli di sinistra lo dovete dire, perché se danno 80 euro a chi lavora per toglierli agli altri non mi sembra una granché, Grazie, anche perché non è che lo danno a tutti gli 80 euro, a tutti quelli che lavorano. 026620 3529, pronto? 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 Sì, ciao, sono Luca, ciao, buona Padania a tutti, ciao, Padania Libera. Ciao, io volevo riferirmi a quel ragazzo, signore, che ha telefonato prima della signora poc'anzi. Ecco, diciamo di uscire un po' da questi luoghi comuni, cioè il sole malato, i politici quando vanno a Roma rimangono corrotti, cioè io non voglio catechizzare nessuno, però cercare di uscire da questa usaggine. Io prima votavo Lega, adesso però quando a Roma cambiano tutti, cioè voglio dire, cerchiamo di darci una regolata, non è così, cioè se uno crede diciamo nel movimento deve votare il movimento, chiaramente tutta la merda mediatica che ci sparano addosso e permettetemi il francesismo, no, visto che va di moda, è chiaro che può depistare, però cerchiamo di uscire da questi luoghi comuni perché sennò non riusciamo a cavarcela, ecco. Cioè, volevo rivolgermi a quel ragazzo, a quel signore che è andato a Roma e ha visto quello che ha visto, cioè poi non so che cosa abbia visto, però non è così, non è proprio così. Continua a votare Lega, dammi retta, continua a votare Lega, te lo dico come un fratello. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Interessante questa cosa per cui c'è, oltre ai tanti che chiamano per la prima volta, che ascoltano Radio Padania, ma c'è anche questo senso di comunità intorno a questa radio e di questo sono assolutamente fiero. 026620 3529, pronto? È pronto, sono Luciana da Bergamo. Benvenuto. Ha ragione quel signore, il penultimo che ha telefonato, che non vota più, perché questi sono i padani, altrimenti la Padania sarebbe in altre condizioni. Io voglio dire adesso che abbia il 15% il PD, perché vabbè il 33% del 50% che votano, non so quanti saranno, il 16-17%. Renzi che promette l'80 euro e poi toglie l'assegno al coniuge a carico. Sì. Ma questa è una follia, poi parla di togliere le reversibilità, ma la gente va trattata proprio a pedate nel sedere, è contenta, voglio dire, le persone italiane sono contenti di prendere le pedate nel sedere, probabilmente sì, sono tutti masochisti. Grazie. Peraltro su Facebook mi segnalano che ci sono persone che appunto dicono mi dà 80 euro, effettivamente è una bella cosa, io lo voto. La realtà è questa qui, cioè non è che si scappa. È chiaro che allora attenzione, se si fa una cosa buona è buona, appunto, che la faccia Renzi, stavo per dire Pisapia, però vabbè, mi sforzo, la faccia Pisapia, scherzo logicamente, la faccia chiunque, la faccia Fassino, la faccia il nuovo sindaco di Treviso, anche loro, se una cosa è buona, finita lì. Però poi c'è la fregatura dietro, anche in questo giro, cioè gli 80 euro, agli 80 euro che non vanno a tutti, vengono tagliati però a tutti, questo sì, le detrazioni per il coniuge a carico, ragazzi, allora non ci siamo. 026620 3529, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Lori da Varese. Benvenuta Lori.
Ascolti, io sono veneta, sono appena tornata dal Veneto, anche se è tanti anni che abito in Lombardia. Sì. Però sono rimasta delusa parlando con altri veneti di come la pensano. In pratica chi sta bene non pensa agli altri, pensa a se stesso. E questo mi ha dato da pensare, insomma. Non so. Grazie. Sì, anche questa è una delle ragioni per le quali la Lega forse è data i sondaggi al 5-3%. Magari se un po' tutti pensassero alla loro terra e al loro vicino di casa oltre che a se stessi, la Lega avrebbe il 50%. Il giornale della famiglia Berlusconi ci dice, a pagina 4, che il golpe rosso ha cancellato 34 province di centrodestra. Nel 2009 PDL e Lega alleati avevano trionfato, strappando alla sinistra 22 enti. Il decreto Del Rio annulla proprio quel voto, ribaltando la scelta dei cittadini. Allora, a questo punto io mi chiedo, da giornalista, ma il giornale di Berlusconi dov'era? E Berlusconi dov'era quando la Lega diceva che il decreto del Rio era una grande vaccata? Perché questo è, purtroppo, a cosa fatta, qualcuno si sveglia nel giornale della famiglia Berlusconi che è il leader di Forza Italia, lo ricordo anche a quelli del giornale, se ne accorgono quando oramai il decreto del Rio è passato in Parlamento. Bah, cose strane. Il ministro degli interni, il ministro Alfano, vota con il suo partito per abolire il reato di clandestinità e il giorno dopo si accorge che ci sono 600.000 clandestini che rischiano, anzi che vogliono venire da questa parte. Ma sono cose assurde, pazzesche, idiote, stupide, false. Ditecelo voi. 026620 3529. Pronto? Pronto, sono io. Buongiorno. Sì, ciao Alessandro, sono Marco da Treviglio. Ciao Marco. A proposito della proposta della Regione Lombardia Statuto Speciale, sì. Io ho sentito, oltre al PD, ho sentito anche una dichiarazione dei 5 Stelle che sono contrari. Allora, io mi chiedo, ma veramente, è una proposta che va a vantaggio dei lombardi. Loro sono stati eletti dai lombardi, potrebbero fare gli interessi dei lombardi e non lo fanno. Ma io dico, ma dov'è la logica? Veramente non riesco a capirla sta cosa qua. Spero che non lo capiscano neanche i suoi elettori. Ciao. Grazie. Sempre che non caschino negli 80 euro di qua, nel referendum contro che non si può fare dall'altra parte, sempre che non caschino in queste robe qui, perché questo è il dato di fatto. Sempre che non caschino nella lamentela del giornale della famiglia Berlusconi, di cui Berlusconi è il leader di Forza Italia, eccetera, eccetera, che una volta abolite le province con il decreto del Rio si accorge che praticamente hanno dato in mano l'intero paese, perché poi il PDL aveva anche province nel sud, l'intero paese alla sinistra, perché questo è, le grandi città del nord sono tutte in mano alla sinistra, attraverso il decreto del Rio, cancellando le province, le hai regalate ai sindaci dei comuni, dei principali comuni, quindi Milano, città metropolitana, andrà a Pisapia, Fassino e quindi Torino andrà al PD, cioè, ma questa è la realtà, e Genova andrà al PD, cioè, questa è la realtà. Eppure, una volta approvata sta roba, il giornale di Berlusconi si accorge che hanno regalato, perché Berlusconi stesso, attraverso Forza Italia, non facendo quello che doveva fare durante l'iter di approvazione della riforma del Rio, hanno regalato tutti questi enti alla sinistra. Ragazzi, forse che sia una cosa fatta apposta? Non lo so. Ditemelo voi. 026620 3529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Lorenzo, chiamo dal comune di Cedegolo, Valle Camonica, Brescia. Benvenuto. Mi hai preceduto, volevo proprio dire la stessa cosa che hai detto un momento fa sulle province, ma non so se la gente si sta rendendo conto che questi qua di sinistra ci stanno mettendo in un regime fatto veramente ad hoc. Adesso non so cosa ne può uscire. Poi voglio capire anche un'altra cosa, ma questi qua di sinistra, quelli che andranno a votare sinistra, ma tra 20 anni, 30 anni, quando un loro figlio gli chiederà ma cosa è successo 30 anni fa, tu di sinistra cos'è che vai a dire a un bambino, a un ragazzo?
Cosa vuoi che vai a dirgli? Grazie. Abbiamo venduto l'Italia. Grazie. Fra 30 anni, cari miei, i nostri figli saranno in Inghilterra, in Cina, in Africa, in Sud America, negli Stati Uniti, perché qua non ci sarà più lavoro. Questo è purtroppo il dramma. Ed è tutto un piano, quello della sinistra, sostituire i nostri giovani. Sapete, le giovani coppie non fanno figli, sapete? E quindi come possiamo sostituire i figli? Con gli immigrati. Non è che lo dice Alessandro Morelli cattivo da Radio Padania Libera. L'ha dichiarato l'allora ministro Cécile Kyenge. L'ha detto, lo ha detto. E Cécile Kyenge parlava per sé, parlava la signora Kyenge, ma rappresentava il Partito Democratico. Cioè questa è la politica del Partito Democratico. Purtroppo la gente con gli 80 euro viene, non lo so, ditemelo voi. Com'è che si chiama quando uno viene... Circuito. No, vabbè, pronto? Sì, io sono un 5 Stelle, noi in Sicilia ci teniamo due portaborse a testa e di voi lombardi ce ne fottiamo minchia! Non sono siciliano, non sono del 5 Stelle, sono della Lega, ma i lombardi sono dei coglioni comunque perché votano per la Gentaglia. Vi saluto, ciao. Grazie, no, Gentaglia no, bisogna comunque portare rispetto, poi noi portiamo rispetto ma cerchiamo di evidenziare le assolute incongruenze, ma io mi permetto di dire le falsità che si esprimono, perché queste sono falsità, oltre alle parole, secondo me, oltre che da querela, veramente da intervento, lì sì, della magistratura, di esponenti politici, di rappresentanti come la signora Puppato, che dice che i militanti della Lega dovrebbero essere eliminati fisicamente, ok? Quindi ai marescialli che ci ascoltano lo sottolineiamo ancora. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Alessandro. Sono di Castelfranco Veneto. Benvenuta. Di tante cose, io sono padana da più di 20 anni, sono veneta e lo sento nel cuore, sono con voi in tutti i sensi, di tante cose che mi indignano. Vorrei dire riguardo a Laura Puppato, che la conosco personalmente, e tutte le volte che la sento parlare in dire contro la Lega, e quest'ultima frase che ha detto veramente vergognosa, avendo io conosciuto, essendo del paese Covolo di Piave di Piederobba, la mamma e il papà di questa signora, diciamo così, che erano persone meravigliose, mi meraviglio che hanno messo al mondo una figlia che si permette tanto di offendere sempre, ma non la Lega, il modo di esporre la Lega, il modo di difendere il territorio, ma con un livore, con una cattiveria che, ecco, se mi permette Alessandro, vorrei dire, non voglio andare oltre a dire tante cose perché io sono veneta nel cuore padana, ma dire alla signora Laura Puppato che forse ci sentirà, ma qualcuno per lei che si vergogni. Che si vergogni, grazie, che si vergogni, questa è la cosa migliore che si può dire a un personaggio di questo genere. Intanto la Lega sul territorio si muove sempre, oggi ci sarà l'inaugurazione, sabato 5 aprile, l'inaugurazione in via Madonna dei Sette Dolori numero 13, verrà inaugurata la nuova sede della Lega Nord a Vigevano, nel Pavese, quindi benvenga, ogni sede nuova della Lega è una luce in più di libertà e quindi noi siamo assolutamente felici. Sabato, quindi oggi alle 5 via Madonna dei Sette Dolori a Vigevano, nuova sede della Lega. Dalle 17:30 invece partirà qui in diretta da Udine, una diretta che durerà per tutta la durata dell'evento del No Eurotour, Basta Eurotour. Qui in studio ci sarà Marco Pinti, che ringrazio subito perché è uno dei tanti volontari che durante il fine settimana dedica il suo tempo a noi, a tutti noi, venendo qui in radio. Questa sera invece toccherà a me essere a Terno d'Isola, auditorium comunale, via Casolini, incontro Lega di lotta, Lega di governo, due anime, un movimento. Ci saranno Nunziante Consiglio, Cristian Invernizzi, Massimiliano Romeo, tanti altri, quindi questa sera a Terno d'Isola presso l'auditorium comunale alle 21. Domani ci sarà dalle 17:30 la diretta qui a Radio Padania che seguirà tutta la manifestazione federale
a Verona, l'appuntamento in Piazza dei Signori, ore 18. Ci sono i pullman che vengono organizzati dalle segreterie provinciali, ci sono i treni che i vari militanti si stanno impegnando per organizzare. Ringrazio, guardate qua, ho parlato prima di popolo della Lega, di grande famiglia. Ringrazio lui semplicemente così, per rappresentare tutti i segretari di sezione che in questi giorni sono impegnati per informare i nostri militanti e sostenitori per la grande manifestazione di domani a Verona. Ringrazio quindi il mio segretario, e lo faccio, Pier Mario Sarina, che mi ha mandato un messaggio: caro Som della sezione d'Arsena, quindi questo messaggio è arrivato anche a Matteo Salvini, ti ricordo l'appuntamento di domenica ore 18 a Verona assieme a tutti i fratelli padani. La libertà non si dona, si conquista. Grazie a tutti quei militanti ignoti che stanno lavorando in questo momento per organizzare la manifestazione di domani, una manifestazione che vedrà sicuramente tante bandiere leghiste, ma ancora di più tante bandiere dei territori, dei nostri territori, il drapeau, la croce di San Giorgio, la bandiera della Serenissima e tutte le altre che chiaramente la affiancheranno. Grazie a tutti da Alessandro Morelli. Linfa nuova come l'acqua di sorgente che ti irrora, come il pane del mattino che ti sazia, come il pianto di un bambino che ti chiama, come una tenera storia di campagna. Vai San Marco, fai vedere la tua grazia sulle calli, fai vedere la tua forza tra le valli, serenissimi fratelli di Padania, mentre in alto già si vede il gonfalone, e mentre fuori combattono i leoni, bandiere della Padania nei balconi. Dolce terra, le tue vene son le piene dei torrenti, i tuoi muscoli le fabbriche al mattino, quando una sirena chiama il nuovo giorno, tu sorridi, allunghi piano la tua mano. Vai San Marco, accarezza questo